protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Annalisa Chirico, direttore di Fortune Italia, saggista, conduttrice radiofonica, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Annalisa? Sì, sono collegatissima. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno e benvenuta su Radio Libertà. Buongiorno, grazie per l'invito. Figurati, no, io tenevo particolarmente a questa chiacchierata con te, perché questa è stata una settimana da un certo punto di vista, a mio giudizio, spettacolare, no? Dal punto di vista, diciamo, del fossato ideologico tra la retorica di certa sinistra, del mainstream progressista, e la realtà che poi bazzicano questi signori, no? Cioè qui ideologia proprio la uso nel senso di falsa coscienza che usava Marx, diciamo, proprio è stata smascherata la loro falsa coscienza nel modo più, credo, definitivo e anche con delle punte comiche possibile. E mi riferisco ovviamente anzitutto al Prodigate, no? Al caso che ormai è stranoto credo in qualunque universo mondo non solo della tirata alla ciocca di capelli della collega di Quarta Repubblica, ma anche alla, insomma, l'irrisione e il trattamento complessivo che l'ex Presidente del Consiglio ha riservato alla collega. Allora volevo chiederti anzitutto, con una premessa, a me mi rendo conto molto woke e brutta, che in genere non faccio, ma in questo caso c'è un valore aggiunto secondo me, cioè volevo chiederti, da donna libera e da libera giornalista, come hai vissuto, poi entriamo nei suoi dettagli se vuoi, ma come hai vissuto, cosa ha rappresentato questa scena del Prodigate? Ma io devo dirti che l'ho trovato un atto davvero umiliante, perché noi facciamo un mestiere che è il mestiere della parola. Tu puoi non condividere quello che dico, puoi non condividere la domanda che ti ho posto, puoi ritenerla fuori luogo, sgarbata o scomoda, però nella peggiore delle ipotesi puoi sottrarti al rispondere, puoi congedarti, ma non puoi certamente tirarmi una ciocca di capelli. Ora, Giovanni, qualcosa di apparentemente banale, perché il fatto che nessuno possa violare lo spazio e il corpo di un'altra persona in un momento di confronto, come era quel punto stampa che faceva Prodi, mi pare lo sabato della scorsa settimana, sì, con Lavinia Orefici di Quarta Repubblica, e in quel momento tu vedi un signore, un ex Presidente del Consiglio, che tira i capelli di una giornalista. Allora, cos'altro puoi dire se non che sia un gesto aberrante? La clip che ha sbugiardato definitivamente Prodi è arrivata soltanto martedì sera, però si vedeva già dai frame che erano stati diffusi nei giorni precedenti che quantomeno il professore aveva lanciato la mano sulla spalla e toccato i capelli, e poi c'era la testimonianza di questa giovane giornalista che diceva me li ha proprio tirati. Allora, quello che mi ha colpito è stata l'ipocrisia, i doppi standard che sempre questa sinistra e questa opposizione culturale usano verso la destra, perché se un qualunque esponente di centrodestra si fosse azzardato anche soltanto di sfiorare la spalla di una giornalista o addirittura di tirarle una ciocca di capelli, sarebbe giustamente stato da tutti redarguito, sarebbe giustamente stato da tutti considerato un caso aberrante, ne avremmo giustamente parlato in un caso di caratura nazionale, perché non si può accettare che un uomo tiri i capelli di una donna che sta facendo il suo mestiere, così come chiaramente anche fosse stata una donna, cioè non è qui un uomo, non è un tema di maschio o femmina, ma non si può accettare che qualcuno tiri i capelli di una persona che sta lì lavorando. Allora mi ha colpito l'ipocrisia di quanti, pur senza aver visto la clip completa, già un minuto dopo che il caso era stato denunciato dalla giornalista di Quarta Repubblica, si sono affrettati a giustificare e a difendere il professore, dicendo che fondamentalmente questa ragazza stava fantasticando e che non poteva essere Massimo Giannini e tutti gli altri che gli sono venuti dietro. Poi mi ha ancora però colpito maggiormente, ricordiamo che in questa fase, direi fase 1, Prodi aveva detto che il caso non era accaduto, cioè che non era vero, che aveva pubblicamente negato di aver tirato i capelli alla giornalista, aveva detto soltanto una mano sulla spalla.
Quando viene fuori il video che lo sbugiarda pubblicamente, ancora Romano Prodi non sente il dovere immediato di giustificarsi, soltanto di scusarsi, volevo dire, di scusarsi. Soltanto ieri sera, in tarda serata, è arrivata una nota con cui il professore ha detto: ho commesso un errore. Che Però da comunque è sabato a diverso da mercoledì chiedere sera scusa, che È cosa è comunque, è accaduto? comunque diverso da chiedere scusa, devo dire, in ogni caso. Assolutamente sì, anche perché ha continuato a dire che il vecchio professore, come se fosse il nonno con una nipote. Peccato che Lavinia Orefici non è sua nipote, peccato che stesse lì semplicemente a lavorare citandogli il manifesto di Ventotene. Poi perdonami Giovanni, ma c'è qualcosa davvero, come dici tu, di inquietante, di surreale in questo paese, se una domanda sul manifesto di Ventotene da giorni e giorni tiene la sinistra così impigliata in una polemica che la sinistra ha creato. Cioè non ci scordiamo che Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio in Parlamento, si è limitata a leggere degli stralci di questo testo, peraltro senza neanche dileggiare ci mancherebbe altro, chi ha scritto questo manifesto, ma limitandosi a leggerne dei passi e a dire laconicamente: questa non è la mia Europa. Ora, questa frase, questa non è la mia Europa, ha suscitato giorni e giorni di una goffa opposizione, con un parlamentare del PD che piange, un altro che corre ai banchi del governo, addirittura Fausto Bertinotti, che è ex presidente della Camera, dice che se lui fosse stato alla Camera avrebbe lanciato un oggetto contundente contro il presidente del Il non Consiglio. violento Cioè, Bertinotti, ricordiamo il non violento Bertinotti. io sono sconvolta, perché vi immaginate se domani un esponente di Fratelli d'Italia o della Lega dicesse: io lancerei un oggetto contundente contro Elie Schlein? Ma giustamente saremmo tutti a dirgli: ma ti sei impazzito? Ma stiamo scherzando? Ma sapete quanto sono pericolosi questi messaggi che vengono mandati anche per le teste calde che esistono nel paese? Far passare il messaggio che per contrastare un'idea io ti lancio un oggetto contundente contro, oppure perché mi chiamo Romano Prodi ho il diritto di strapparti e di tirarti una ciocca di capelli. Ma ci rendiamo conto di quanto questi messaggi siano pericolosi? Non c'entra niente qui maschio o femmina, c'entra proprio la violenza. Cioè io penso che una persona non possa tirare la ciocca di capelli di un altro essere umano che magari ti fa una domanda scomoda, ma mi sembra un fatto banale, però noi dobbiamo parlarne di venerdì mattina, perché il paese è anche questo, perché abbiamo un'opposizione che ancora l'altro giorno al Parlamento europeo, dopo questa mega figuraccia, vede Prodi andare a Bruxelles e farsi la foto con la delegazione del Partito Democratico, con diverse europarlamentari donne che magari ci fanno la ramanzina se diciamo ministro Bernini e non ministra Bernini, se ci rifiutiamo di usare la parola sindaca perché magari questa parola è cacofonica. Queste stesse signore che ci fanno la ramanzina sulle desinenze politicamente corrette poi vanno a farsi la foto mercoledì, cioè il giorno dopo che il video definitivo letale è stato pubblicato, e si fanno la foto con Prodi dicendo che è il loro modello. Allora c'è qualcosa davvero che non va. Decisamente. Tra l'altro io ti ho presentato come direttore, quindi siamo fuori, come dirti, siamo fuori dall'ortodossia woke, ecco, questo lo possiamo dire. Ma no, Ma guarda, direttore, direttrice a me fa pensare sempre alla scuola, perché la direttrice per me è la direttrice scolastica, ma non credo che certo. cambi qualcosa, anche se tu mi chiami direttore, non credo che qualcuno dubiti che io sia una donna, cioè non credo che Credo di no. l'essere donna o uomo lo faccia la desinenza, ma lo fa ciò che siamo e i ruoli che ricopriamo. Seppure Giorgia Meloni si fa chiamare il Presidente del Consiglio perché in quella formula neutra trova il ruolo istituzionale del Presidente del Consiglio, nessuno di noi può aver dubbi sul fatto che per la prima volta nella storia repubblicana ci sia a Palazzo Chigi una premier donna, quindi non lo trovo sminuente per le donne. Mi dispiace per le donne che credono che siano queste le battaglie importanti per le donne italiane. Sono per fortuna una assoluta ed esigua minoranza di gente ideologizzata che pensa che la battaglia delle donne sia quella sulle desinenze e non invece quella sulla parità salariale, sui tetti di cristallo, sulla conciliazione
pensione, lavoro, famiglia, sono altre le priorità delle donne italiane, non quella delle desinenze, e vorremmo francamente vivere in un paese in cui se facciamo una domanda pure sgradita non ci vengono tirati i capelli. Ma non c'è dubbio. Tra l'altro tu accennavi appunto alla prima premier donna della storia repubblicana, non è un evento, come dire, no, io mi sarei aspettato dei festeggiamenti, se vuoi anche degli eccessi di retorica da tutto quel mainstream, diciamo politicamente corretto di cui sopra. Non è stato un evento invece di cui, come dire, abbiamo, acquisito consapevolezza storica, no, è passato così in cavalleria. Tendo a pensare perché Qualcuno non ha digerito, Giovanni, qualcuno non ha digerito che sia stata la destra a portare la prima donna a Palazzo Chigi. Cioè possiamo dire che dopo anni e anni e anni di retorica della sinistra sulle donne, i diritti delle donne, le donne per le donne, se non ora quando, se non ora adesso, se non ora dopodomani, ci siamo ritrovati che la prima donna a Palazzo Chigi l'ha portata la destra dove le donne hanno sempre avuto maggiori opportunità di ruoli di comando veri, perché quello che vediamo è che nella sinistra le donne sono sempre state intese come la quota panda, cioè il pedigree rosa per dimostrare che ci sono le donne anche tra noi, ma sulla tolda di comando dei partiti della sinistra ci sono sempre stati gli uomini o le donne mogli cooptate dai segretari di partito uomini. La destra ha un'altra storia. In questo momento voglio ricordare che la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la Presidente della Banca Centrale Europea, sono tutte donne, espressioni del centrodestra. Christine Lagarde ha fatto parte di un governo Sarkozy, quindi questa è la grande ipocrisia della sinistra, tant'è che, Giovanni, aggiungo un elemento: questa settimana abbiamo seguito un interessante dibattito sulla stampa con interviste a diversi esponenti del centrosinistra, anche del PD, del Partito Democratico e dell'attuale segreteria nazionale del PD, un dibattito innescato da un virgolettato che Elly Schlein non ha smentito. Elly Schlein ha detto: ci sono uomini del mio partito che mi dicono cose che non direbbero a colleghi uomini. Certo. Lo ha detto lei, Elly Schlein. Forse perché c'è uno statuto, quello del PD, che prevede che, non so se è giusto o sbagliato, prevede che il segretario del partito sia il candidato a Palazzo Chigi, ma da quando c'è la prima donna a guidare il Partito Democratico, ogni giorno ci sono interviste di super maxi dirigenti del PD che propongono nomi alternativi, il Papa straniero, il federatore, chiunque altro che non sia Elly Schlein. Allora, o si cambiano lo statuto oppure dicono che hanno un problema con la loro segretaria che hanno eletto. Ora io credo che quando leggi anche altre esponenti del PD che dicono che in effetti il Partito Democratico ha un problema col paternalismo, queste cose le hanno dette la Braga, Pinotti questa settimana, che il PD ha un problema col paternalismo, credo che la sinistra debba un attimo guardarsi in casa. Non c'è dubbio. Tra l'altro quel gesto di Prodi è un gesto super paternalista, diciamo, a essere anche forse generosi. Ma ti volevo chiedere a proposito di quello di Prodi è un gesto vergognoso. Io voglio ricordare che quando Silvio Berlusconi alcuni anni fa in un'intervista con Lucia Annunziata ritenne che le domande che faceva l'Annunziata non fossero ricevibili, erano a lui sgradite, lui si alzò, era in diretta su Rai 3, si alzò elegantemente, si congedò con una stretta di mano all'Annunziata, la quale Annunziata, oggi europarlamentare del PD, si fa la foto mercoledì al Parlamento europeo accanto a Romano Prodi, pure lei cheerleader di Romano Prodi. Mi dispiace per l'Annunziata, ha fatto una brutta fine, dico questo perché francamente vedere quelle che si riempivano la bocca di slogan per le donne quando a Palazzo Chigi c'era Berlusconi e oggi fanno le cortigiane di Prodi, cioè di un uomo che il giorno prima, ripeto, martedì sera, è stato definitivamente sbugiardato, aveva mentito perché la ciocca l'ha tirata, io dico veramente, mamma mia che dignità. Non c'è dubbio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705.
Tanto volevo chiederti come ti spieghi quest'ipocrisia, cioè il fatto che, questo mainstream abbia abdicato a tutti i suoi canoni di riferimento e si sia invece stretto attorno a un gesto che col loro linguaggio e anche nella realtà poi sarebbe patriarcale, maschilista. Cioè, qual è la ragione di quest'ipocrisia contro ogni evidenza, ecco? Come mai non si smuovono da questo a tuo giudizio? Beh, perché ormai purtroppo, hanno perso il contatto con la realtà, quindi quando c'è soltanto l'ideologia non c'è più la realtà e quando perdi i canali di collegamento con la società reale, con le esigenze, le urgenze, le preoccupazioni, i bisogni reali, delle persone, con la vita concreta, ti chiudi in schemi ideologici che ti danno risposte preconfezionate. Quindi ormai questa sinistra, a forza di inseguire le minoranze, ha perso di vista la maggioranza. Inseguono le minoranze, che siano minoranze di genere, minoranze culturali, minoranze di qualunque tipo, etniche, eccetera, fanno le battaglie per difendere gli stranieri che entrano in Italia senza diritto di entrare in Italia e magari si perdono di vista invece le persone italiane, regolarmente residenti italiani, voglio dire anche gli stranieri che sono oggi regolarmente residenti in Italia e che rispettano la legge, lavorano regolarmente nel nostro paese, pagano le tasse in Italia. Bene, capisci che quando c'è questa inversione dei ruoli, ormai non ti rimangono appunto che gli slogan, ma voglio dire la proposta di Dario Franceschini di rendere obbligatorio Attenzione, no, questa è l'assegnazione del cognome esclusivamente materno, si dice per riparare a una ingiustizia millenaria contro le donne, cioè ora un figlio o per legge dovrebbe avere, secondo Dario Franceschini, soltanto il cognome della madre. Che facciamo? Vogliamo annullare i padri? Eliminiamo i padri non hanno un ruolo? Che cos'è questa crociata contro gli uomini? Dove ci porterà? Tra l'altro c'è un aspetto involontariamente comico, per cui il cognome della madre è comunque il cognome di un uomo, no, perché è il cognome del nonno, cioè si entra in un coacervo da cui non si esce più se si applica questa logica, come dirti, delirante, sostanzialmente delirante, ecco. Ma io trovo che sia veramente imbarazzante Franceschini, imbarazzante questi parlamentari formato famiglia che arrivano con la moglie, la sorella, il cugino, Fratoianni, la Tesla della moglie. Io trovo che questa gente ormai, guarda, ormai li hanno smascherati, la gente non ci crede più ai proclami di presunta superiorità etica, non ci crede più nessuno ed è per questo che la destra, pur con i suoi difetti, perché anche nella destra ci sono difetti, anche nella destra talvolta vorremmo vedere cose che magari non vediamo, anche i processi decisionali nel centrodestra talvolta sono irti di difficoltà, governare è un'arte difficile, però almeno c'è una coerenza, una verità e la gente avverte che nel centrodestra c'è una verità sia nei successi sia negli insuccessi, sia nelle cose che riescono meglio che in quelle che riescono peggio, c'è una verità nel racconto del centrodestra. Se io oggi dovessi dire appunto a Schlein, darle un consiglio, direi appunto ritrova la verità nel tuo partito, perché poi questi qui, ma tu immagina che brutto deve essere stare nel Partito Democratico, perché pubblicamente si sorridono tutti tra loro. Il Vietnam al Ma poi è una confronto era guerra una fratricida passeggiata. quotidiana. Cioè, tra l'altro sai cosa mi ha colpito? Che Franceschini, in teoria, di cui non condivido nulla nei contenuti, però è un politico vecchia scuola, è un figlio della Prima Repubblica, un quadro democristiano, no? Cioè non è un improvvisato, eppure ha assorbito completamente questo, diciamo, nuovo alfabeto woke, cioè anche i professionisti rinnegano il loro professionismo, no? È un Sì, aspetto ma che mi c'è molta convenienza, c'è molto utilitarismo, c'è molta convenienza perché ora il vento è questo, peraltro Schlein insomma ha stravinto il loro congresso, quindi c'è molta convenienza adesso per restare a galla, perché poi ci sono gli esperti nel restare a galla nel PD, cioè quelli che sopravvivono a qualunque segreteria, che rimangono sempre a galla e per la loro sopravvivenza, lo considero così, un gesto per l'autoconservazione, si mettono sempre in sintonia con il nuovo verbo. Siccome il verbo di Eli Schlein, che viene dal movimentismo e che vuole fare del PD un partito movimento, il verbo è questo ed è sicuramente sensibile alle corde woke della contemporaneità, allora ci sono quelli che si adeguano al nuovo verbo dell'attuale segreteria, ma sono pronti dopodomani a voltarle le spalle. sì, come peraltro c'è un'ampia casistica da questo punto di vista.
giornalista. Ti sottopongo un altro aspetto che mi ha veramente colpito, lo collego anche alla presenza televisiva della Boldrini sull'affaire Prodi, la quale ha detto: io all'inizio ero prudente perché sì, la giornalista diceva che era accaduto, ma non c'era la prova evidente. Allora, uno slogan famoso del movimento Me Too, no, del femminismo talebano, è quello "sorella io ti credo". Cioè, se tu mi denunci un atto che può variare, no, dalla molestia più elementare a atti gravissimi, comunque se tu mi dici che è accaduto qualcosa di grave, sorella io ti credo a prescindere. Tra l'altro qui parlo anche alla garantista libertaria, secondo me è uno slogan anche orrendo e pericoloso, perché come dire, si infrange contro lo Stato di diritto. Però loro Una l'hanno presunzione di colpevolezza, Esatto, diciamo. però loro l'hanno sempre applicato, sorella io ti credo, e qua invece la Boldrini diceva che non credeva alla sorella Orefici, cioè improvvisamente questo slogan è svanito. Ma quello che dicevamo, i doppi standard della sinistra, voglio almeno riconoscere a Laura Boldrini il fatto che dopo, come dire, il video letale, cioè quello che ha definitivamente sbugiardato Romano Prodi, che ricordiamolo aveva negato di aver tirato la ciocca di capelli, dopo questo video di La 7, Boldrini almeno ha detto è stato un gesto sbagliato. Sì. In ritardo, hai ragione, in ritardo, ma perché quantomeno si poteva dare delle attenuanti, si potevano dare alla giornalista di Rete 4, si potevano dare delle attenuanti e dire dal frame disponibile non si comprende bene il gesto, la mano fin dove si sia spinta, anche se si vedeva che la mano andava sulla spalla, quindi comunque io ritengo sarebbe stato un gesto inaudito un politico che ti tocca la spalla perché gli stai facendo una domanda che non gli piace, ma comunque almeno dare le attenuanti e dire capiamo cos'è accaduto. Invece sono stati proprio menefreghisti, cioè in tanti sono subito corsi a difendere in modo pregiudiziale il loro maître à penser Romano Prodi. Per fortuna non tutti noi subiamo il fascino culturale del Prodi pensiero, quindi c'è anche per fortuna c'è qualcuno di noi ha cercato di dire se Orefici dice che ha subito un gesto che l'ha offesa, quantomeno diciamo che è sempre sbagliato anche soltanto ingenerare in una giornalista un senso di disagio durante un regolare ed educato scambio intervistato-intervistatore. Ma guarda, ripeto, sono i doppi standard della sinistra. Boldrini almeno dopo l'ultimo video ha criticato pubblicamente questo gesto. Rimango veramente basita da chi ha detto Prodi non può avere la pazienza di Giobbe, Deborah Serracchiani, da chi ha detto che si è fatto la foto a Bruxelles il giorno dopo il video letale, si è fatto la foto e ha posato in favore di teleobiettivo accanto a Romano Prodi. Insomma, penso che veramente abbiano fatto una brutta figura. Sì, decisamente. Tra l'altro tu dicevi giustamente non siamo tutti incantati dal Prodi pensiero. Io nel mio piccolo non ringrazierò mai abbastanza quel vecchio comunista di Massimo D'Alema per aver fatto mancare quei 101 voti no, quando c'era l'ipotesi di eleggere Prodi al Quirinale, perché adesso al di là delle battute era, come dire, aveva incarnato per un decennio almeno, no, il leader di una parte. Era un'operazione quella veramente come dire, sgrammaticata, quindi io non ringrazierò mai abbastanza mi Massimo sono D'Alema. riletta ieri il testo che scrisse Oriana Fallaci su professor Mortadella, insomma su Romano Prodi, e potreste mandarlo in loop su Radio Libertà per farlo ascoltare anche agli ascoltatori, un testo molto efficace che ricorda anche alcune prodezze della parabola politica e imprenditoriale di Prodi. Potreste farlo. Sì, è vero, sì. Tra l'altro imprenditoriale sempre, come dire, manageriale, manageriale. No, sai perché facevo questa differenza? Perché è sempre molto sguazzato con abilità nel capitalismo di Stato o di relazione italiano. Ecco, di impresa c'è poco nella traiettoria di Prodi, a mio giudizio, ecco. Però sì, potreste mandarle e farle recitare da una brava voce femminile. Guarda, ci stuzzichi molto, perché noi abbiamo già fatto cose analoghe con Oriana, quindi citandola, 1 mi commuovi, 2 mi stuzzichi, e non è escluso che da settimana prossima da lunedì lo faremo.
c'è un altro aspetto, no? Il Prodigate deflagra perché c'è a monte quest'isteria, per cui qual era la domanda della giornalista? Sostanzialmente se condivideva quegli estratti del manifesto di Ventotene letti dalla Premier in aula. Questo ha scatenato la reazione, niente di più. Non è che gli ha chiesto, voglio dire, perché era la seduta spiritica dove uscì il nome della via in cui era recluso Aldo Moro, tanto per fare un esempio a caso. Certo. No, gli ha semplicemente chiesto un parere su quello. Allora, perché in questo paese, come dire, si può fare esegesi critica giustamente del Vangelo, di qualunque testo, ma non del manifesto di Ventotene? Perché il manifesto di Ventotene genera quest'isteria collettiva che tu anche ricordavi prima? No, ma infatti ti dicevo che è uno dei paradossi, perché con tutto quello che sta accadendo nel mondo, con la guerra in Ucraina, con la guerra a Gaza, dove addirittura i palestinesi scendono in piazza contro Hamas, noi stiamo a parlare del manifesto di Ventotene, cioè di un manifesto scritto ormai 80 anni fa, in un'altra epoca, in un'altra Europa, e io sono rimasta, dobbiamo ricordarci che l'altro giorno, la scorsa settimana, quando Giorgia Meloni ha educatamente letto, semplicemente letto degli stralci di questo testo, un parlamentare del PD è scoppiato in lacrime. Quindi uno veramente è portato a pensare, ma stanno bene, vivono veramente bene nel tempo che viviamo, sono a loro agio, questa gente è a suo agio nella contemporaneità. Io me lo domando, perché non è possibile che una vicenda come questa provochi delle reazioni così scomposte. Vedere dei parlamentari del PD che correvano fin sotto i banchi del governo, quei gesti dai banchi dell'opposizione, davvero di ira, altro che indignazione. Io ho trovato tutto surreale, incredibilmente esagerato, scomposto, fuori luogo. Si poteva giustamente ribattere a suon di argomenti alla Premier, che diceva questa non è la mia Europa, invece quasi ai limiti della blasfemia, così è stato giudicato. Siamo davvero gente fuori dal tempo. Io credo che dobbiamo anche dirci chiaramente che per alcuni della sinistra l'europeismo è inteso come una ideologia, cioè il modello di Ventotene era un modello federalista. Sarà lecito oppure no dire, come fa per esempio Fratelli d'Italia sin dalla loro fondazione, che loro sono favorevoli a un modello confederale e non federale? Ora, senza scendere nel tecnico, significa poche competenze demandate a Bruxelles e il resto saldamente negli stati nazionali. Può questa idea essere anche non condivisa, la puoi contrastare, la puoi controargomentare, ma sarà lecito dire che gli Stati Uniti d'Europa, che volevano Rossi, Colorni, Spinelli, non sono la mia idea di Europa? Si può avere un'idea diversa dal mainstream europeista del PD o bisogna per forza pensarla come loro, altrimenti sei un reietto? Cioè noto che, a parte il nostalgismo, perché evidentemente qualcuno è affetto da nostalgismo quando sente parlare di abolizione della proprietà privata. Lì scatta un brivido, lì scatta un brivido. Sì, certo. Lì scatta un brivido, anche a me devo dire è scattato sì, un brivido, perché ora, senza fare l'esegesi storica, ma è chiaro che quel testo oggi calato nella realtà ci fa capire che quella gente aveva un'altra idea, viveva in un'altra epoca, e noi non potremmo mai sottoscrivere un manifesto di quel tipo. Siamo d'accordo? Ma se qualcuno non è d'accordo, allora lo deve dire che invece condivide proprio quelle idee di presenza statalista nell'economia. Lo devono dire, perché non basta dire siamo per gli Stati Uniti d'Europa. Se tu fai circolare quel manifesto, la loro manifestazione peraltro pagata dai contribuenti romani, per cui adesso c'è anche un'indagine della Procura di Roma e il sindaco Roberto Gualtieri dovrà rispondere del perché ha usato quasi 300.000 euro dei contribuenti romani, me inclusa, per pagare una piazza di parte. Non credo che tu condividessi le idee di quella piazza, però l'hai pagata di fatto. L'ho pagata a mio malgrado, volevo almeno saperlo, no, che la stavo pagando. Certo. Se l'avessi saputo, invece non è stato comunicato, è stato fatto tutto alla chitichella, e poi abbiamo scoperto che addirittura i grandi ideologi dell'Europa unita sono andati lì, si sono fatti pagare pure il biglietto di treno e l'albergo a Roma. Ma al di là di questo, in quella piazza il manifesto di Ventotene è stato diffuso, è stato fatto circolare come il libretto rosso di Mao. Allora, se tu diffundi
affondi questo libello, io immagino che tu voglia che queste frasi, queste idee, queste questo progetto venga diffuso, conosciuto anche dal grande pubblico. Allora perché ti arrabbi se poi la Premier lo legge? Forse, non lo so, se hai vergogna che quelle idee vengano rese note davvero urbi e torbi? Non lo so. Non lo so, penso che ci sia nostalgismo in qualcuno, e penso che ci sia intolleranza verso il pensiero diverso, cioè c'è intolleranza se qualcuno dice: ah, guardate, voi potete pure recitarlo a memoria il manifesto di Ventotene, ma non è la mia idea di Europa. Certo, secondo me la corda giusta l'hai toccata quando hai fatto riferimento all'orizzonte della bestemmia. Per loro è veramente una faccenda teologica. Mi è capitato di trovarmi in un dibattito televisivo con Andrea Orlando, che ha detto, proprio le è uscito, diciamo, era anche infervorato: ma insomma è come se la Premier avesse bestemmiato, cioè ha fatto lui No, questa vabbè. analogia, no? E quando sei in un orizzonte, diciamo, fideistico, è ovvio che la razionalità non abita lì, insomma, ecco. Credo che sia un po' questo il punto. Certo, la domanda è questa agenda irrazionale è un'agenda di alternativa credibile? Di alternativa di governo credibile? No, io credo che stia avendo una grande opportunità, la sinistra, potrebbero fare opposizione su questioni concrete. L'Italia e l'Europa sono in un momento di svolta, perché con il ritiro americano, un ritiro peraltro che viene, diciamo, attribuito a Donald Trump, ma che era stato ampiamente preannunciato già da Barack Obama, è chiaro che l'Europa e l'Italia devono riorganizzarsi. In questa fase di tensioni internazionali in cui si ridisegna l'ordine globale internazionale, la sinistra tira i capelli alla giornalista e si scoppia in lacrime per il manifesto di Ventotene. Bene, io spero davvero che Elly Schlein, che è una donna determinata, è una donna che è riuscita a fare una scalata imprevedibile in un partito davvero maschile e maschilista, io spero che Elly Schlein trovi il coraggio e la forza per imporre una agenda che davvero si liberi di questi orpelli ideologici pretestuosi, per parlare invece agli italiani e per farsi comprendere dagli italiani. Cioè io vorrei un'opposizione che si faccia comprendere dagli italiani, perché allora anche la sfida per i partiti del centrodestra sarebbe più avvincente. Così è quasi come fare gol a porta vuota. Non c'è dubbio, sarebbe un elemento di salute per il paese avere un'opposizione credibile, questo condivido in pieno. Per chiudere volevo e non posso non citarti quest'immagine, perché a noi ha inquietato / fatto sbellicare, parlando di quest'Europa, diciamo della loro Europa, che poi è l'attuale, no, l'Europa eurocratica, diciamo. C'è stato questo video della commissaria europea per la gestione delle crisi, che in caso di guerra ci ha illustrato il kit della sua borsetta di resilienza, dove c'erano, tra le altre cose, un coltellino svizzero fondamentale se incontri un tank dell'Armata Rossa, immagino delle carte da gioco, perché bisogna pur distrarsi. Cioè, questa Europa veramente ci approccia il tema della guerra con la borsetta della resilienza. Forse bisogna ridiscutere qualcosa a monte, ecco. Allora, io credo che sia importante infondere nei cittadini una cultura della sicurezza che, per esempio, insomma, io sono stata più volte in Israele, ma anche in America è più radicata anche nelle famiglie, proprio nella società, Certo. il senso della sicurezza, e quindi come quanto sia importante poter adottare alcune precauzioni, alcune azioni di primo soccorso in situazioni anche determinate da, per esempio, da calamità naturali, non per forza da azioni belliche di guerra. Tuttavia quel video l'ho trovato un po' frivolo, cioè penso che questi temi andrebbero affrontati con una serietà, con una gravitas maggiore, non con la commissaria che nel video dice di avere sempre a casa gli ingredienti per fare la pasta alla puttanesca, che fa vedere appunto le carte da gioco, l'accendino, allora gioca sulla parola lighter, come se fosse uno scherzo. Credo che servirebbe un approccio più serio, anche una maggiore condivisione di quali siano oggi i timori che ha l'Europa. Davvero l'Europa, come alcuni paesi nord europei o come la Polonia, pensa che in 2 o 3 anni potrebbe esserci una guerra? Hanno davvero paura di un intervento della Russia armato contro l'Europa? Se hanno queste informazioni, allora le condividano, perché altrimenti si rischia di innescare, con una minaccia così generalizzata e informe, si rischia di generare una psicosi
psicosi collettiva, e questo finirebbe anche per rendere inefficaci delle campagne invece sacrosante di sicurezza su vasta scala. Sì, non c'è dubbio, è un classico esempio di affrontare un problema reale in modo appunto ideologico o addirittura farsesco. Annalisa, io ti ringrazio molto di essere stata con noi. Grazie a te, Giovanni. Buona giornata. Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. E da lunedì forse vi beccate la Fallaci. Bene, buona giornata. Ciao, a presto. Ciao.